Buonasera a lei, dottor Mazzucchi. Buonasera. Grazie per essere intervenuto. Ecco, mi scusi, lei dice ecco, ma forse lei intende il grande semiologo, uomo più bello d'Italia? O forse il tipico effetto sonoro che avviene tipicamente nelle valli montane dopo la riproduzione perpetua di un suono? No, guardi, intendevo lei, la persona di cultura che è dietro di lei. Ecco, lei dice cultura, ma forse lei intende il patrimonio di usi, costumi e tradizioni di un popolo, o forse l'attività economica volta alla coltivazione di semi e la raccolta di frutti, l'agricoltura, appunto. Guardi, io volevo semplicemente dire qualche parola per poter pormi davanti, cioè per parlare con lei, non so neanche come chiamarlo, che ne so, professore, dottore. Ecco, lei dice dottore, ma forse lei intende il dottore medico, un chirurgo, un anatomopatologo, un otorinolaringoiatra, o forse un dottore laureato. No, guardi, intendevo un dottore laureato, ma però prima che vada avanti, mi scusi un attimo, vogliamo farle una sola domanda. Prego. Grazie. Come abbiamo detto prima al pubblico qui in sala, lei ha scelto di tradurre in italiano esercizi di stile di... Ma certo. Vogliamo sapere, le sue motivazioni erano di portare la cultura appunto ad un... Ecco, lei dice cultura. No, vabbè, no, non ricominci, la prego. Intendo, voleva portare la cultura sua agli italiani attraverso questo testo molto importante anche per i francesi. Ma certo. Per donarsi, scusi, ai teatranti come noi. Ecco, la mia idea era quella di far conoscere al mondo tutti i possibili modi di comunicazione che abbiamo noi italioti, ecco. Questo vuole essere un simbolo per la divulgazione del nostro sistema di comunicazione. Ecco, scusi, lei dice simbolo. Ecco, lei dice sì. No, veramente, scusi, l'ha detto lei, simbolo. Ecco, lei ribadisce simbolo. Ecco, con simbolo si può intendere la fisiocrazia di un... Grazie, dottore, ecco, un applauso. Spero che la serata sarà di vostro gradimento. Buon spettacolo, buona serata. Via, non spinga. Aspetti che accendo la luce. Ma hanno pagato la bolletta? Ma non lo so, ogni volta si capita sta storia. Senta, dov'è? Sono qua. Dov'è? Ma che lei mi fa questi scherzi? Senta. Ma lasciamo perdere, via. Per piacere, mi faccia il piacere, vada a vedere nei locali luci. Magari sono partite le radio, prenda questa. Faccia la luce. Faccia lei. Piano. Aia. Oh. Tasto blu. Secca. Tasto verde. E la sopra. Beh, anche lei però. Provi il rosso, non lo so. Rosso. Oh, bravo. Si è voluto la scossa, ma alla fine... Ritorni. Oggi abbiamo una giornataccia, Ma... Buongiorno.
Buongiorno, salve. Scusi, cosa fa qua lei? Ma io sono stato chiamato qua per fare testimonianza qua. Vabbè, non è neanche cominciato il processo, cioè... Scusi, lei è? Non era alle 5 del pomeriggio. Vabbè, ma è mattina. No, perché sono entrato alle 5 del pomeriggio, però io. Sì, poi le signore della polizia mi hanno fatto entrare qui, sono aspettato, ecco. Ma lei è il signor? E Beppi, Piavone Beppi. Ah, Piavone. C'è? Qui. Ma è guarda. Scusi, è a mezza giornata, cioè... Devo aspettare ancora. Sì, guardi, purtroppo la prassi va rispettata. Scusatemi, sa, non sono pratico, ecco. No, beh, ma... Non conosco. Ci spiace che sia venuto ieri, magari ha avuto anche degli impegni, avrà perso le cose sue, non lo so. Allora devo andare. Non posso avere. Il signor, come ha detto, Piavone. signor Piavone, mi dispiace, io mi presento sono giudice. Onorato. A me spiace molto. Volete gradire intanto qualcosa che ha preparato mia moglie, sono dei biscottini, ecco, una cosa semplice. Non dovevo Di campagna, ecco. E non sapevo, insomma, non sono pratico, io di città, insomma. No. Vabbè, grazie mille. La vediamo più tardi, va bene? Bene, grazie. Se vuole passare magari... Scusate il disturbo, sapete. Se vuole, non so, c'è una tavola calda fuori del tribunale a sinistra. Anche uno staria, non un buon bicchiere di L'ombretta. Saluti. Non troppo, Non troppo ombrette che poi mi Bevo testimoniano. poco io. No? Va bene, grazie, signor Piavone. Saluti, grazie. Guardate che gente gentile. Io comincerei questi subito. No. Che oggi è una giornata, sai? Ah, sì. Signor giudice, oggi abbiamo la questione della linea S. Ricorda? Quella che è stata menzionata più volte. Me la riporti un attimino. Dal verbale dei carabinieri. Sì. Sulla linea S, in una ora di traffico, un tipo di circa 26 anni, cappello floscio, una corricella al posto del nastro, un collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende, il tipo in questione si arrabbia con il vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni qualcosa che passa qualcuno. Tono lamentoso con pretesa di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si. 2 ore più tardi lo si incontra davanti alla stazione del Corriere e con un amico gli dice: dovresti mettere un bottone in più nel soprabito e ti fa vedere anche dove, alla sciancratura. E ci spiega perché. Questa è la... Vabbè, questi sono quelli che ci passano. questo è quello che ci passa i carabinieri. Va bene. Comunque abbiamo il testimone. Oh, bella giornata. Bene. Prego, fa lei la voce. È chiamato a testimoniare il signor Battilini Vincenzo. Battilini Vincenzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Battellini. Buongiorno. Lei? Sì. Buongiorno. Mi scusi per l'ora presto, magari l'abbiamo buttato giù dal letto. No, tranquillo, non ho dormito. Ah. Vedo dei... No, niente, cioè... Lei da dove viene questo accento un po'? Milano. Ah, Milano, bella Milano. Cosa fa nella vita? Lavoro in un centro di formazione, cioè dico alla gente dove andare. Ah, bene, bene. Quindi se io, mettiamo il caso, vengo a Milano, adesso che c'è l'Expo, e non so dove andare, mi rivolgo a lei e lei... Sei un'amica, sì. Cioè, guardi, non dico che non aiuterei, ma sarei più propenso, ecco. Ah, ma se io venissi da solo... Non sarebbe la stessa cosa. Vabbè, comunque... Non vogliamo portarle via tempo al lavoro, visto che sono buone così. Stia tranquillo.
prima. Quindi anche Roma, Milano... No, solo Milano per adesso. Ah, vabbè. Non c'è tempo se no. Cioè, capisci, no? Non andiamo oltre, via. Sa perché l'abbiamo provocata? Sì. Innanzitutto mi scusi, io non voglio dirlo subito, però siamo in un tribunale, quella gomma... Cioè, praticamente... Ma la gomma! Ha preso il gusto. Cioè, praticamente, no? È arrivato l'autobus, cioè è arrivato sempre tardi, no? Praticamente sono salito sopra e c'era un tizio lì che, cioè, il tizio era bruttissimo. C'era un collo lungo, c'era un collo, cioè, non vi dico io. Un cappello con una treccia che è veramente una cosa insopportabile. Poi si è messo a litigare con un altro là, gli pestava i piedi. Cioè, gli pestava i diti, ecco. Aspetta, anche lei. Cioè, vado avanti. No, vado, prego. Ma praticamente era lì, poi fortuna si è seduto, si è stato un po' più in là, ecco. Poi l'ho trovato di nuovo alla stazione, cioè, no? Stazione. No. Cioè, praticamente Ci spieghi meglio, scusi. ha capito, sì. No, veramente no. Stai tranquillo che ha capito, la dico io. Comunque, sai, dicevo, alla stazione c'era sto qua e gli ha detto: senti, tira sul bottone perché sennò non sei figo. Cioè, circa così, ecco, il senso era quello, cioè. Lei immagino che era per lavoro alla stazione. Informazioni noto sempre. Ah, le informazioni sui viaggi. Certo. Bene, abbiamo Vado? andato giù. Cioè, direi che basta. Grazie. Ma se io invece vengo a Milano da solo, qualche amico magari. Si mette in lista. Arrivederci, mi saluti la sorella. Ah, sì. Cosa fa? Emilia? Sì, sono io, come te? Conosci forse un certo Battidini Vincenzo? Uno che dà informazioni. Ah, Bene. Conosce? questa sera sì. Vada. Tanto sono la sorella, via. Era la moglie, era peggio. È chiamata a testimoniare la signora o signorina Barbareschi Barbara. Buongiorno. Oh, che bella signorina. Prego. Che bella sorridente. Lei cosa fa nella vita? Contiamo un po' il ghiaccio, sennò la giornata diventa monotona. Io lavoro in una pratica di strumenti musicali e testo percussioni. Ah, interessante. Per esempio... Uno dei più piccoli e più grandi, per esempio c'è la batteria, oppure c'è anche, non so, c'è il gong, gang, un po' di tutto. Però volevo chiedere una cosa, siccome dopo un appuntamento importantissimo vorrei fare velocemente, se non mi spiace. Sì, c'era un appunto, infatti l'abbiamo messa per secondo, per questo motivo. Bene, allora non chiedo altro. Prego, lascio a lei la parola, sa già per cosa è venuta, prego. Allora mi trovavo a bordo di un'auto ed era un po' bussandosi soltanto scandinati della linea S, tra strusci, strisci, brusì, borbotti, borbolini e pissi bau bau. Scrive lei? No, Bellissimo, bravo. Sì, velocemente, grazie. Allora, appunto era quasi mezzo ding dong, ha detto ha detto che cosa scrivo? da dopo poco c'è verso un tizio che Io la vuoi d'acqua, signorina? Banco, Ah, è Rauco! ringhia, abbaiando, sputacchiando, un amico di farmi ping pong, insomma. Picco.
Finito di farmi? Ping pong, ma lei conosce l'italiano, insomma, non è pure bene. Sì, sto arrivando pissi bava, adesso si capisce. Poi, switch sguazza, blaffete. Come? Blaffete. Sul sedile. Ma che schifo! E sospira rilassato. Beh, ci credo, Ha fatto blaffete sul sedile. Gli altri no, ma lui era rilassato, Irina? Allora, appunto, sospira, dopo aver sospirato. Signorina! Sì, velocemente, allora, dopo lo scappare della serie, con il galletto, che bang! Oddio, è morto! Il gallo! È morto il gallo? No, Il gallo è morto! no, non è morto. Il gallo è morto? No, si imbatte in un tale. Il gallo è morto! Si batte in un tale proprio. Maloro? Signori, siamo in tribunale, non una sala giochi, non so, per favore, sulla persona seria ci voleva perdere tempo, quindi se non vi dispiace prendere avanti con le cose. Ma scusi, il gallo è morto o non è morto? Non è morto! Ancora? Non è morto. Questo proprio balbettante. Ah, Farfuglia! È un bottone del panettone. Che brividi. Che brividi. Male? Freddo. Posso? Prego, signorina. Va bene? Ha finito? Prego, prego. Ma per me era morto, Il gallo è morto? Oh, messo. Il gallo è morto, il gallo è morto, e non fa più né cocodì né cocodà. Ecco, cocodì e cocodà. Sono su due, va. No, non è troppo forte, quella musica veramente. Potrebbe avere un futuro, Ci hai mai pensato? Non ci hai mai pensato, No. Un gruppo vocale? Un duo? Vabbè, andiamo avanti. Dunque, terza, Destronco Enrico Maria. Cazzo è? Sì, vabbè. L'ho sistemato? Va bene. Come c'è fatto? Scusi, il cellulare. Oh, ci sentiamo dopo. Stiamo bene. Ecco. Ciao. Senta dopo, per favore, si mette in una posizione un po'. Vostro, no? Allora, state calmo, Tu lo sai che mio zio addosso? Ma chi se ne frega, suo zio? Dio. Che è suo zio? Mio zio è il senatore Guglielmo Pestronco. E allora? Non ho capito. Mio padre è il presidente dell'ATAC. Stronco senatore? E l'altro mio zio sarebbe Guglielmo. No, Guglielmo è l'altro zio. L'altro zio, Federico, generale di corpo armata. Non so se mi spiego. Scusi, il senatore è quello della legge. Scusa, mi stai chiamando? Ciao zio! Ma scusi, per piacere. Solito metodo, no? Bustarella, sistemiamo. Va bene. Siamo in tribunale. Ma guarda che c'è Bustarelli. No, scusa, chiede zio se possiamo velocizzare un attimo. Vabbè, se lei che mi parla al telefono. Dipende da lei. No, dice zio che se liberate un posto alla Corte Costituzionale. Può interessare? Zio, molto gentile. Sì, sì. Pallomeni, giudice in Pallomeni. Palomeno. Pallomeni? Parlo bene. Palomeni.
Vabbè. Ciao zio. Ciao. Arrivederci, Ciao. signor Strong. Ciao. No, dicevo, si metta pure comodo. No. Un massaggino? Non vorrei sembrare volgare, va. Sai, il cellulare non è proprio per il caro. No. Bene. Enrico Maria... Stronco. Siamo un po' sportivi anche lei, però ci si mette un pochino... Roma, un attimo. Così. Roma. Sorca portata magica, non so se mi spiego. Lei? Grazie. L'ho detto? Niente. Ah, laziale. Bravo, non è giudice, il tribunale. Allora, guarda ad esempio. Il capo. La Corte di Costituzione. Lo Bacchiotti. Scusi un attimo. Domani non che lavoro. Non si preoccupi. Bravo. Va bene, signore Stronco. Lei sa perché l'abbiamo chiamato? Ma cosa basta? Ma... Posso? Prego. Devo pulirlo, scusi. Ah, che da ieri anche. Vabbè, signor appunto De Stronco. Sì, fammi veloci che io devo andare a lavorare. Andiamo. Vabbè, che lavoro farà? Con un zio così? Direttore di banca. Il mondo, il direttore, ecco. Fine. La finestra, guarda. Signor De Stronco, bene, sa perché abbiamo chiamato... Allora, il 13 gennaio scorso è successo un fatto su un autobus... Ah, sì. Allora, ti spiego con due parole. Insomma, andavo a mangiare e ti monto su quel bidone da S e vado in conciato con uno stronzo che va Ma ancora. Molto più congruo. Minimo. Chiamo zio, Stronzo. Dicevo, Tale? scrivo quello che fa. Insomma, andavo a mangiare, ti monto su quel bidone da S, ma vado in conciato con sto stronzo che aveva un collo che parava un cacciavite e una trippa sul cappello, no? Che stava a baccagliare con quest'altro burino qua che diceva perché dice gli accaccia il ridone, no? Ma che vuoi, ma chi spigne, certo che spigne, Scriva. insomma lo mangiate a mangiare il sapone, va. Insomma, tu dice insomma, meno male che poi si fa sera. La fortuna. Insomma, bastasse. Sarà 2 ore dopo, chi ti ritrovo? O stronzo, sempre Colosseo che stava con sto amico suo qua che gli dice e sposta un bottone di qua e metti un bottone di là, che se credeva di essere, che so, il Christian Diore, il Missoni, il Mister Facise, insomma era tutta una froceria che non ti dico, va. Cos'era? Laziali. Un raduno di brava gente. Sì. Ieri signor Stronco, non abbiamo altro da dire. È stato così gentile, lei è cortese. Ciao. Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi! L'ignorante è analfabeto. E le figlie della Lazio non lo vorremmo come tifoso, sicuro che no. Solo la Roma ci prende. Si metta nei miei panni, sa? Sì. Se io ho tutta una carriera davanti, Lo devo andare a zio, mangiare. o zio. Ma scusi, si è mai chiesto perché lei è rimasto cancelliere? Perché non lo tiene? Vabbè, io le scrivo dopo, Andiamo avanti intanto. Oh, qua c'è una signora o signorina. Questa è sta. Le Figaro o Rossella. Avanti. Che odore terribile che è qui! Buongiorno.
Sente male, signorina? Sei una scusa. Senta, Orribile, orribile. lei Figueroa, lei è italiana? Non, per carità. Je suis français, ma purtroppo l'originalità di Barletta. Ma mi siete tocca, Bene, signora, cosa fa nella vita? Donc, moi, je scrive poèmes, chansons d'amour, dramatique. Ah, famosa. Canzoni Oui, famosissime. d'amore. Ci dica un titolo, non lo so. Se vuole ve lo conto. Oh, mi è venuto comodo. Prego. 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me voglio dimenticare. Mi scusi, ma l'area mi è già nota. È impossibile. Di un certo Battisti. Questa è la storia che ho già sentito migliaia di volte, come la storia di Cristoforo Colombo, era genovese o spagnolo, Battisti era francese. Sì, ma nessuno dubita che sia francese, ma non la scritta lei. Ma diciamo che era mia mamma. Scusi, lei ha molti amanti, ha avuto. So che non si chiede, però. Per carità, diciamo che insomma, governo da fare. Ma come si dice? Cosa si dice lei? Sì, signorina, vedo un po' provata, vuoi un po' d'acqua? Per carità, mi fa schifo. Ma che? Vabbè, dopo questo breve intervallo, lei sa che abbiamo chiamata qui? Purtroppo sì. Possiamo continuare? Prego, faccia come... L'aria inizia a mancarmi con questo gioco delle mucche. Davvero, mi viene da vomitare. Un biscottino? Prego. Donc, eravamo alla fermata, alla solita fermata dell'autobus. Ad un certo punto viene l'autobus. C'è gente che sale, gente che scende. Io salgo. Il bigliettaio fa il suo dovere. Io metto il mio biglietto dentro il portafoglio e inizio a guardarmi intorno. Il mio vicinato, una schifezza. Inizio a scoprire la crema del fango che mi circondava. Orribile! Mi sento male. No. No. No, non lo Mi scopro. Fogliacchino? Ma per favore! Comunque, ad un certo punto un giovane con un collo troppo lungo, una testa troppo piccola, con un cappellaccio sulla testa dal quale proveniva una trescina disgustosa e terribile. Ha iniziato ad accusare un poveretto che gli calpestava il piede ad ogni fermata. Questo tipo qua ad un certo punto non sapeva cosa dire, cercava una risposta nel suo repertorio che gli svelasse. Evidentemente lo schedario non era in ordine. Poi, je suis debout scendere. Prego. Je devo scendere. E l'ho incontrato
Vous connaissez la cour de Sì, però lo fa. Guarda. Alle 14. Andrò presto la mattina. La sigaretta. No. Comunque era lì con un tipo che mi sembrava una specie di dandy, che con una... Dandy? Non conoscete dandy? No, Dandy? no. Fiumicello? Oddio, io guarda, oltre ad essere spusolento, cosa fare? Tutto dandy? Dandy! Tu te capisci, dandy o no? No! Signor? Comunque, questo dandy poi gli proponeva sto disgraziato di... come dire? Come si dice? Come si dice? Non si dice, non so, devi dire parole sue. Ridurre il soprabito con l'aggiunta di un bottone. Un tipo di 4 soldi proprio disgustoso. Signorina, è stata così gentile, mi permetta di... Ma vada via! Ma che è questo qua? Soprattutto perché anche signora ha bisogno. Oh Martina, guarda che... Non la tocchi! Non la tocchi! Guarda qua che mi ha messo... È una portata! Ah, toccare, aveva dimenticato il fazzolettino! Ma per l'amor di Dio! Non è che è proprio... Non è che posso così tanto. Sì. Ma come sì? Senta. Vabbè, senta, Figliola. andiamo avanti, Ho richiamato testimoniale Cosacchi Edoardo. Cosacchi? Cosacchi Edoardo? Non c'è Cosacchi Edoardo? Non c'è luce. vado avanti, vado il prossimo, non so. La signora o signorina Boreale Aurora. Buonasera! Buonasera. Buonasera, signorina. Prego, si pronti. Bel nome, complimenti. Aurora. Aurora Boreale. Bella complimenti. Una bella signorina come lei cosa fa nella vita? Io giro il mondo. Ah, come fidanzato, dica la verità. No, diciamo, è più un compagno di Un avventura. amico. No, è un animaletto, ecco. Ah, un cuccioletto! Sì, lo immagino. Un bel Un cane. bel cagnolino, un gattino. No, è un boa. Che senso un po'? Sì, un boa, ha quei serpenti grandi. Grande. Sì, ma è ancora piccolino, un cucciolo. Quanti metri? Quanti anni? 8 mesi. Questo boa, scusi, momentaneamente, dov'è? È fuori. Sì. Fuori dalla porta? Sì, fuori dal tribunale. L'ho legato lì al palo. Metto lì. Gabbia, No, no, con il guizzaglio. Lo porto in giro. Un guizzaglio, come un cagnolino. boa, un guizzaglio. Perché? Ma perché il
cucciaio di scivola via. Ma così, curiosità mia, stamattina ha mangiato questo buono? Sì, però mangia ogni 2 ore e adesso sta per scadere il tempo. Sì? Sì. Scusi, io sono curioso anche se... Posso? Sì, prego, fa veloce. Ma questo boa, cosa mangia? Non so, è vegetariano immagino. No, mangia i topolini, le colombe. Vabbè, mangia di piccola taglia. Sì, sì. Non è che mangia gatti, cani. Una volta ho visto una coda di un gatto, ma magari non era vera. Solo la coda, no? Sì. Era solo un trofeo così. Sì. Ecco, Mi sì. piace giocare. Immagino. Ma dove dorme? In camera con me. Sì, ogni tanto mi sveglio e mi guarda, lo guardo anch'io. Sì. Lei sa perché è stata chiamata No. il 13 gennaio scorso sono successi dei fatti su un autobus della linea S e ci risulta che lei sia stata presente. Non mi ricordo. All'ora di punta c'era un giovanotto particolare. Giusto collo alto. Quello è lungo. Ah, C'era? Sì, ho visto tanti colli, ma quello lì. Allora, sono salita, ero con Carletto. chi è quello? Boa. Ero con lui, ecco, e sono salita, insomma. C'erano tante persone, è vero. Poi alla fermata dopo, prima ho visto delle persone che litigavano, 2, appunto quello con il collo. E dopo sono scesi tutti. Sì, subito dopo. Le entrate cosa sono scese? Dopo, sì. In effetti comprensibile, Non so. E Sì, dopo... sono so, scusi. Non so perché scendono sempre. Boa. No. Vabbè, è il caso, il fatto che vuole... Beh, comunque prego. E dopo sono scesa anche io, qualche fermata dopo. Stavo bene, non c'era nessuno. Si trova sempre il posto, no? Sull'autobus. Ma serve? Ma scusi, dove si accomoda il boa sull'autobus? Carletto, scusi, non vorrei... Sul sedile in parte. E allora, dopo sono scesa anche io e dopo un po' ho rivisto quello con il collo. No, niente, scusi, non torno un po'. Prego, scusi. E dopo parlava con un altro tipo e gli diceva di aggiungere un bottone sulla giacca. E poi basta. Basta, poi è andato a mangiare. Sì. Hai buona? Sì. Va bene, signorina, non voglio rubarle altro tempo, visto che il cancelliere... No, No, abbiamo fatto lavoro. stavo bene. No, guardi, magari... Sa cosa? Sì. Se posso chiederle una cosa. Il cancelliere è amante degli animali. Sì, glielo faccio conoscere. L'altro giorno. Se vuole andare un attimo, cancelliere. No, venga. Arrivederci, signore. Ma vada, cancelliere, non si preoccupi. È lì. Un giorno ci facciamo una foto. Vuole che passo domani? Dov'è? Il tribunale. Magari mi dà il suo indirizzo perché... No, il tribunale, per domenica. Va bene, va bene. Arrivederci, tante belle cose. Arrivederci. Belle cose, arrivederci.
Ma ci diverti con lei? Meno male che ho detto domenica mattina che il tribunale chiuso, Sembrava qui. Non si manda il suo indirizzo adesso. Scherzi da giudice. Andiamo avanti, andiamo avanti che è meglio. Dunque, che non venga fuori in buono. Il signor Toldoni Ugo. ¡Hola! Yo soy Hugo Doldones, actores, cómicos, profesionistas. Soy Kiko Ormajá. Bene. Sí, sí. Spagnolo? Sí, sí. Come sono io? Sí. Español. Ugo Toldoni, nato... Lega, dove? Nato a Monfalcone, Sì. nel rione di Farzano, Sì. professione operaio, Sí. all'Ita Candiere. Allora, facciamo una bella denuncia? Sì, tiri fuori le carte, tiri fuori i moduli. Allora cosa mettiamo? Falsa generalità, Fase di testimonianza, vediamolo. testimonianza, Vilipendio da porte, dipende da corte, dopo la aggiungiamo. un po' antipatico, ma non Preferisce multa, sanzione o reclusione? Ma io sono italiano, italianissimo, fincantiere. Io testo i fumaioli delle navi. quindi tu Conosco i fumaioli. Bene. No, è fissata la parte in questione dovrebbe parlare lo spagnolo, ma se vuole parlo anche il francese. Omelette, No. baguette, uguale. anche Inglese, so anche parlare il tedesco, sì. Tedesco, Heil Hitler! ecco, ancora adesso non voglio. Vediamo se c'è, si secca, Va bene, ma quindi italiano. Sì. Siamo in Italia. Pensavo di colpire, io un po'. No, lo sai, Il latino. già colpiti. Qui pro quo è latino, non lo so. Abbiamo fatto. Abbiamo spaffa. Va bene. Allora Allora, io. ite, misa est, non so, cosa aggiungiamo in latino? Bene. Allora io sono No, pronto. Bene, cominciamo, via. Allora cominciamo. Se prego, cominci, sei già perché qua, no? Certo, io non sono preparato, ammetto che sono un po' emozionato, ma. Guarda, tanto qui non la mangia nessuno. che non tiene goa. No, niente, è un modo Ma di no, dire tra noi. Boa, è un vestimento da torre. Sì, boa, sì, boa, Sì, io uso la sciarpa. Va bene, voi siete professionisti in questo campo, vero? Lui è... 30 anni Ah, guardi, non diciamo meglio, sono giudice. È un onore contare personalmente delle persone così capaci nel loro lavoro. Comunque, se posso, mi sono permesso di stampare un paio di copie. Ecco, vedete in questa. Un paio di copie, certamente. Ora rispondo io alla scena, su cui siete voi. Ma che scena? La scena. Io voglio essere ammesso, sono anni che mi preparo per lei. Anche un minimo ruolo. Posso? Possa? Cioè, faccia, che posso? Andiamo, lei questo, tiriamo fuori qualcosa di meglio. Allora, è facilissimo. Allora, lei dovrebbe essere il giovine elegante e dovrebbe anche farmi il secondo passeggero, vedi questo vicino. Invece lei dovrebbe fare la voce narrante, se la sente. Sì. Perfetto. Di cosa? Allora, prego. Allora, lei deve... Sì, no? Prego, aspetta. Allora, sì. Sa che l'imbottitura non è necessaria, vero? Allora, lei deve un po' di io prendo pronti? Posso? Lei, le ripeto, deve fare il giovine elegante e il secondo passeggero. Va bene. Quando vuole. Atto prima, scena prima. Sulla piattaforma posteriore di un autobus S un giorno alle 12. Biglietto signori, non si segga!
alcuni viaggiatori di portano delle navi. Sì? Cancelliere, vediamo. Io ho messo tutto nel parcheggio. Dori con me? Quanto hai in tasca? Quant'è? Quanto ha? Se avanza dentro devi far cosa. Non è che facciamo tanta strada. Scena seconda, l'autobus si arresta. Si scende in destra, dai che c'è posto, che c'era posto, completo. Atto secondo, scena prima, stesso ambiente. Primo passeggero, giovane, collo lungo, con la freccia attorno al capello. Si direbbe, signore, che ella mi comprime volontariamente i piedi. Lei non dovrebbe essere in piedi. In teoria mi comprime volontariamente i piedi. Una spalluccia. Queste sono spallucce. Sembra che è un morto. Buon prego. Scena seconda, un terzo passeggero scende. Primo passeggero, a voce alta, anche stante. Parti in gardina, ma non posso libero. Lo prendo. Si precipita e va sul tribune del uomo. Atto terzo, scena prima. Stazione delle Corriere. Un giovane elegante, primo passeggero, ora per lui. La sciancratura del tuo soprabito è troppo larga. Dovresti stringerlo un poco, spostando il bottone superiore. Scena seconda. A bordo dell'autobus S, davanti sempre la persona. Quarto passeggero. Perbacco. Ecco il tipo che poco fa ha messo sull'autobus. Incontro molto curioso in fede mia. Ne trarrò una commedia in 3 atti. E vi ringrazio. Ringrazio il pubblico gentile e ringrazio tutte le cose. Veramente bravo. Grazie. Todoni! Quando ho detto la scrivatura, così. Dicevo, all'oratorio un po'. Mi dilettavo. Hanno detto un po' il gasman delle altre. Gasman di Salesiano. Sì, cioè, no, cioè, capito, no? Comunque bravo. Ma scusi, ma dove è andato? Dove è andato? Todoni! Tordoni! Vabbè. Io avevo scritto un Grazie. Io non ho scritto niente. Vabbè, scriva assente, va. Non per questo, mi sa. Scusate, Oh signora! non lo trovo più. Chi? È Carletto. Carletto! No, non so dov'è. Avete visto Carletto e un boa? Carletto! Carletto, micio. Non lo so, avete visto Carletto? Pompieri! Guarda, laggiù in fondo deve muoversi qualcosa. Provi ad andare. Provo e non viene, ho paura. No, guardi, io ho un appuntamento. Va bene, arrivederci. Arrivederci, grazie. Adesso metto un topolino come esca. Ma quello lì, è molto di Guarda, quel boy. Carletto. Oh, vediamo. Non fa paura che sta. No! Io per la schiena, sa? Così. Prego. Chiamato Loris. Magari vediamo due posticini.
Sì, nel boa. Andiamo no. Chiamato Lori? Sì, dai. Sì, tranquilla. Allora, Ah sì, no, non arrabbiarti, dai. Ma sì, dai. Ma no, non c'è problema. Programmato? Scusa, per piacere, sono al telefono. Via il cellulare. Dai, ma no, nessuno, sono due amici qui con ma me. che amici? Scusi, siamo in tribunale. Dai. Per piacere, voi non sapete come farlo, per piacere. Ma non mi interessa come farlo. No, non sta arrabbiando. Sai come lei mi interessa? Signor Loi, sono chiamato. Per piacere, voi non sapete con chi parlo il telefono. E neanche lo ci Non ci interessa. interessa. Voi non la conoscete. Dica. Voi non sapete chi è Marisa? Claudia? Ma no, Marisa è l'amica qui con me. No, non l'amica, sono solo due amici. Chiamato? Piacere. Per piacere, No, per piacere. fate veramente vergognatevi. Ma no, tranquilla, vergognatevi Chiamato? tanto. Non vergognare. Mangi, chiamo io il prossimo, va? Oh! Giuseppe Piavone! Proprio abbiamo... Giuseppe Piavone! Piavone! Chiamone? Giuseppe Chiamone? 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 Provi a vedere fuori, perché c'era prima. Chiamone? E qua Chiamone? Giuseppe Chiamone? Sì, no, Giuseppe Becchi, dai. Vabbè, ma l'anagrafe è Giuseppe, no? Sì, non mi chiami Giuseppe, però ho suggestione, guarda. Becchi. Va bene. Vedo che avete gradito, insomma. Sì, grazie. Ma siamo in TV? No, siamo in tribunale, allora. Ah, ok. Va bene, lo stesso, dica lei. Sto cercando il giudice Impallonelli Filippo. Sono io. Ah, allora devo fare delle domande per vedere se veramente lei sa la prassi. No, non si può. Prego. Sentiamo. È lei che andava abbastanza bene a scuola? Sì. Sì. La prima volta. È lei che a 5 anni è caduto dalla bicicletta e si è sbucciato il ginocchio? Sì, guardi, se vuole ancora i segni, posso... No. È lei che da ragazzo aveva i capelli corti? No. Ma sì, dai, sto scherzando. No, ride. No. Sì. Allora c'è posta per te. Grazie. Mia moglie guarda sempre. Ma la vediamo. Ho l'onore di informare... Mi scusi, non l'ho chiesto. No, prego. Questo Sì. è giustificato. Era il prossimo. Sì. Ho l'onore di informare la signoria vostra dei fatti sottoesposti di cui ho potuto essere testimone tanto imparziale quanto orripilato. In questa stessa giornata, eccetera,
Detto autobus era pieno perché il bigliettaio, mosso da un'eccessiva bontà d'animo, aveva accolto un numero eccessivo di postulanti. A ogni fermata il movimento bidirezionale dei passeggeri provocava una certa ressa tale da incitare uno di detti passeggeri a protestare. Devo riconoscere che detto passeggero andava a sedersi non appena rilevatane la possibilità. Mi si consente di aggiungere al mio breve esposto che ho avuto l'occasione di riconoscere il sopramenzionato passeggero perché tempo dopo in compagnia di un personaggio non meglio identificato. La conversazione intrapresa dei due sembrava vertere su questioni di natura estetica. In considerazione di quanto sopra descritto, prego la signoria vostra di voler cortesemente indicarmi le conseguenze che devo trarre dai fatti elencati, l'atteggiamento che ella riterrà opportuno che io assuma per quanto concerne la mia successiva condotta. Nell'attesa di un cortese riscontro, assicuro la signoria vostra i sensi della mia profonda considerazione e ammirazione. In fede, Eugenio Loquace, conte di Mezzanotte. Metà gli altri, signor Giuseppe, ci scusi per questa interruzione. Che vuole? Giuseppe? Che vuole Giuseppe? Che vuole? Giuseppe! No, Beppi! Giuseppe adesso. Scusi, sa, ma l'abitudine, ecco. Beh, signor Beppi, come sta? No, bene, grazie. Loro tutto bene. Sì, l'attesa è stata lunga? No. Lei viene da? Meolo. Meolo. Frazione 90 di Piave. Ah, bene. Di lavoro che fa? So dire, in pensione. Complimenti alla signora per i biscottini. Grazie. Vedo che è proprio una mano d'oro, Bene, comunque lei sa perché è qui? Sì. Bene, se vuole quindi cominciare. Non direi. Adesso non mi ricordo. Allora, noi l'abbiamo chiamata per i fatti successi sull'autobus. Dove? Sull'autobus. Dove? Sul pullman. Come è arrivato qui lei? Corriera. Sul Corriera. Sì, e loro mi dicono queste parole americane, io non capisco, insomma, dai. Scusi, sa. Allora, sono montato sulla Corriera, no? Vado a sbattere contro un Mona, insomma, che aveva... Mona. Un tale. Un tale. Che va tale, ecco. Insomma, vado a sbattere contro sto Mona qua, che aveva un collo lungo, ma più che un collo ci somigliava a un cacciatorino fresco. Bene, insomma, questo tale va a sbattere contro un talluco lì. Talluco è come Mona. Come Mona. Insomma, e va a sbattere contro il talluco lì che gli sgnaccava i gomiti nei reni, riesce a fare un rumore lì del Giuda Faust che deve fare un male poi, al posto dei reni lì, guardi, non mi dica a me, ci ho avuto i calcoli, le coliche, guardi, tutte robe. Senza parlare poi del male che ha avuto il Masulu, guardi, non mi faccia dire niente, signor giudice. Masulu, mio vicino di casa, ha avuto un brutto male, è dovuto venire in città qua da quei professori, quelli bravi, insomma, poi l'hanno aperto, l'hanno chiuso, Dio che brutte robe, guardi. Guardi che certe volte è meglio che il Signore mangi un bel lapone e via, guardi. Bel lapone e via. Il colpo. Ah, un colpo. Colpo e via. Insomma, alla fine dicevo, scusate se va. No, prego, dopo quello che ha atteso può anche... Insomma, dicevo, ha trovato un posto libero e si è andato a sentarsi, insomma, ecco. Poi dopo, guarda, il suo giudice mi venisse, lo che cipollone sul dito del piede, si dico così, Cruson, dopo... Ripeti, non ho capito bene. Dico, Se mi venisse... no, me
cipollino se dico bugia, Ah! Capito? Dico la verità. Sì. Così. Così incluso. Insomma, Lei venga. stava con un altro tale, l'ho rivisto davanti alla stazione delle Corriere, dovevo tornare a casa, insomma, a mia moglie. E niente, era lì che parlava, diceva mettere un bottone più sopra, più sotto, insomma, ambiente un po' così. Oh. Il giudice non vorrei. No, prego, cioè, qui devi fare la verità. Insomma, uomini con uomini, ecco. Un po'. Sì. Un po' ambiguo. Posso dire prima? Si dica. Uomini. Ma che schifo! Tutte robe, guarda. Tutte robe. Da quanto ho capito lei ha finito? Sì, ho finito. Signor Beppi. Beppi. È stato un piacere. Piacere mio, onoratissimo. Grazie. Veramente. Grazie anche per il pensiero, Se vuole uno, No, grazie. tutta la tesa il giorno. No. Se passano per me o saranno miei ospiti a pranzo. Oh, grazie, che gentile. Volentieri. Poi arrivati in paese, insomma, chiedete di Beppi, insomma, lo trovo subito. Non serve via, non serve niente. No. Va bene, io saluto la signora. Grazie. Arrivederci ancora. Grazie. Salve. Ciao Vecchio! Quasi guardi, un euro, posso sia. No, è vicino a 90. Io te lo chiamo. È chiamato a testimoniare la signora o signorina Tomba Ermenegilda. Buongiorno. Lei è signora o signorina Ermenegilda Tomba? Sono la sorella. È chiamata Ermenegilda. Signora Ermenegilda? Mia sorella riposa in pace. Mi spiace tanto. Nella sua residenza di montagna è in ferie. Che volte? Ma lei ha la delega? No. Ha la testimonianza della sorella? Qui no. Però troverete tutto scritto nel libro di mia sorella, ormai bestseller, Solo le grandi città. C'è il libro qua. Copia. No. Scriva tutto. Vabbè, ma visto che qua non so. Vedo una signorina così solare. Viva! Ecco. Curioso. Cosa fa nella vita? Sono una scrittrice. Beh, come la sorella, da quanto ho capito, un libro. Cosa fa? Cosa scrive lei? Io incido scritte sulle lapidi funebri. È la mia passione, cosa c'è di strano? No, mi giravo perché mi era caduta una cosa. Ecco. A me se serve un aiuto, non so. Non so cosa aggiungere, ecco. È bello, penso, il suo lavoro, Ti ho detto, è la mia passione, ce l'ho sin da quando ero bambina. Lei ha iniziato incidendo la Barbie, Bambolotti. Sì, molti Bambolotti, l'uomo. Beh, sì, signora o signorina? Signorina. No, non vogliamo farle perdere altro tempo a questa sua
un'attività così impegnativa. Non mi guardi così però. Scusa penna, prego riposi te, vada pure per noi. La messa è finita. Ci vedremo quando sarà la vostra ora. Io sento quasi un po' di gola. Vuole che... Senti, ma segue un secondo, la richiamo? Preparo un attimo. No. È chiamato a testimoniare la signora o signorina Giramondi Simonetta. Giramondi. Signora, signorina, prego. Prego, cioè. Un applauso. Prego, si accomodi. No. Lei è la signora Giramondi Simonetta. Ha detto di sì? No. Ma posso scrivere? Scrivere sì o no? Sì. Prego. No, se deve prendere qualcosa, la faccia pure. Ah, mica gola. Così. Posso? Beh, ne avevo preso uno qua, mi aveva portato dal Brasile. Anche questo? Posso? Permetti? Sì. Bene, signora Giramondi, sa perché l'abbiamo convocata oggi? Bene. Beh, vedo che comunque lei è in partenza, in arrivo, non so, non vogliamo parlare. Arrivo? Sì o no? Partenza? Sì? Maciggio? Vogliamo farle perdere altro tempo? Sì, capito, ha un volo che l'aspetta. Allora, l'abbiamo convocata, sa perché l'abbiamo convocata? Bene. Vuoi portarmi anche in viaggio e tengo sul cappello? Dopo. Allora, appunto, lei era presente sull'autobus il 13 gennaio scorso, giusto? Ci racconti un po' con parole sue come è andata? Autobus? Fermo? Non parlo più. Non parlo più. Troppo. Gente dappertutto. Io no. Hanno impiegato l'autista. Il segretario. Ma di gola? Collo lungo! Ah! Collo lungo!
sul lungo. Sì. Rugby. Andava a destra e a sinistra, insieme. Si spingevano. Si spingevano, Rissa. una rissa, c'era Una rissa. No, non è facile. Sì. Sì. Dopo l'autobus, è sceso? L'autobus? Si è fermato? Sì. Alla stazione? Ah, beh, è arrivato sempre, sì. 2. Due in uno. Due, non so, davanti a- abbracciati. Ah sì, perché siccome là si trovano calci. Calci, arrivati alla stazione. Quante lettere? Tre. 1. Volo. No, sono 4. C. Oca. Seduto? Caduto? Scivolato? Ha spinto? 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 Una volta? 2 volte? 3 volte? 5 volte? Sempre spinto. Ecco! Fine. Non ho visto l'altro, poi è andata. Venga qua, se non si sta. Ah sì. Bene, signora Giramondi. Bene, signora Giramondi, grazie per l'opportunità. Di là, signora. Ci ha dato? No! Guarda, forse non si orienta questo di questo. Accompagno io. Prego. Arrivederci. Un piacere. Troppo d'aria, però. Non era male, abbiamo un po' giocato. Sì, lo sai. Dunque. Gerin Giulio. Questo qua lo prende. Gerin Giulio. Signor Gerin Giulio? Forse se si tira via le cuffie. Cosa fa nella vita? Mi sente? Cosa fa nella vita? Il rapper. Il rete. Cos'è? È il rete. Si fa la stessa lingua magari. Lei viene da
Quattrocchi, i legionari. So. Sì. Continuo? Se vuole... No. Bene, sa perché abbiamo convocata? Ah, sì. Sì. Bene, vanno le ciance, visto che era difficile. Prego, a lei la parola, signor Gerin. Detto Telex. Telex allora. Vai Telex. Allora. Prego, in onda. Sì. Bus pieno. Stop. Poi litigio per pestaggio di piedi. Stop. Lungo collo, testa piccola. Santo Lazzaro. Litigio promotore. Stop. Fine. Prego. Coco Jackie e lo Abbo. Coco Jackie e Edoardo. Scusi. Cosacchi Edoardo! Come lei ha capito? La musica internazionale. Telex, sei forte. Signora o signorina, Quattrocchi Benedetta. Buongiorno. Oh, buongiorno! Certo, buongiorno. Che bel nome, un nome, come dire, che viene dal cielo del Signore. Una santa. Anche il cognome è bello. Anche con i Quattrocchi. Fatto. Ma Quattrocchi è bello. Mi sono permessa, vista l'ora, di portarvi due arancini. Ma non si può disturbare. Li ho preparati stamattina. Prego. Grazie signora, che gentile. Non si offende, le mangiamo dopo, una pausa perché non sta bene. Ma prego, si accomodi. Signora o signorina? Signora. Signora Benedetta Quattrocchi. Lei viene da... Da Canicattì. Canicattì, Sicilia. Canicattì, Sicilia, patate, Sean Connery. Non so perché mi ho detto questa frase. Beh, signora, lei fa di mestiere tutta la vita? Io sono casalinga, È il lavoro. però No. d'apparenza, perché lavoro nella ditta di mio marito. E suo marito a questo punto cosa fa? Mio marito un bar, tavola calda. Allora preparo le pizze, i cannoli, gli arancini. Wow, bravissima. La tavola calda si chiama? D'Antonino Mizzica. A Canicattì, A Canicattì, Piazza Duomo. Sicilia. Ciglia, patate, Sean Connery.
Bene, così simpatica la signora, dopo le persone che è venuto prima, mi soffermerei a fare qualche domanda, non so, nel ristorante tavola calda, come pieno familiare immagino. Sì, sì. Avete dei figli che vi aiutano? Io ho due, uno lavora con noi, pasticcere. Chissà che noi dolci fa. Fa delle cassate, dei cannoli, che fanno resuscitare i morti. Magari lo mettiamo in contatto. Sì, l'altro? L'altro studia all'università, nella capitale. A Roma! Palermo. Vabbè, andiamo avanti. Lei sa perché l'abbiamo convocata? Per l'autobus. L'autobus. Prego. C'era sull'autobus un mocciosetto, come pochi. E per fortuna che in pochi sono, perché un giorno o l'altro a qualcuno ne strozzo. Assai mi irritava con quel suo cappello, con quel suo collo lungo, quella cordicella, un mascalzoncello pareva. C'era gente assai e quando si andava a creare un po' di confusione, qualcuno scendeva, qualcuno saliva, io tac, il gomito dalle costole ci rifilavo. Ma come le tirava le gomitate? Ma allora era lei? E niente feci, niente detti. Ha detto adesso che lei rifilava le gomitate. E ora ci dico che niente feci, e niente detti. Prego, continui. Niente, C'era questo giovincello, lei ti ha detto che Non vomitava. le gomitate, non dovevamo farle perdere il momento, si concentri, pensi un attimino, so che è passato del tempo perché da gennaio ad oggi. Il vigliacco se l'è data a gambe. Prima che mi decidessi a piantarci il tacco sui suoi fettoni e a ballarci un tip-tap sui suoi alluci santi. Ma allora era lei che l'ha pesato i piedi? Che ha fatto tutto quello strabusto. Io niente feci. E niente detto. Ma scusi, ma allora se niente fece niente vite, come si dice? Vabbè, si cosa raggiva? Se reggeva, ci avrei detto, giusto per farlo mettere un po' a disagio. Ma il soprabito suo, un bottone ci mancava. Vabbè, signora, la testimonianza sua è stata esaustiva, mi ha preso tutto. Sì. Se ne vada pure. Arrivederci. Aspetto per la granita. Volentieri. Quindi in piazza. Mezzeca. Calda da Mezzeca, Antonino. Grazie. Sono andata via. Una pazza. No, è pazza, no? Sono abituato così. Non mi avrebbe spavento. Ma andiamo avanti. Speriamo La una. testimonianza. L'ho buttata via. Sente? Sì, sento. Però dobbiamo far sparire il corpo del reato, eh? Quello non c'è problema. Va bene. Oh, dunque, vediamo se proviamo a capire un po'. Che giornata? Aurispa Giorgio. Aurispa. Perché è nato?
quando l'aurora delle dita di rosa imparte i suoi colori al giorno che nasce, sul rapidissimo dardo che per le sinuose correnti dell'esse fa il catavento e incede, grande d'aspetto e dagli occhi tondi come toro di Bisanto, lo sguardo mio di falco rapace, quale indo feroce che con l'angoscia zagaglia barbara per ripido sentiero alla pugna si induce. Mirò l'umanda al collo astato, giraffa a piè veloce, dall'elmo di feltro incoronato d'una bionda treccia. La discordia funesta, invisa anco agli dei, dalla bocca nefasta di odiosi dentifrici, la discordia venne a soffiare i miasmi suoi maligni tra la giraffa dalla bionda treccia e un passeggero impudente, subdola prole di testa. Disse l'audace figlio di giraffa: oh tu non caro agli Olimpi, perché poni le ugne tue impudiche sulle mie alate uose? Disse, e alla pugna si sottrasse. Allora, e sette. Come vuole lei? La sera ormai morente, presso la corte candida di marmi, il giraffato piè veloce ancora vivi, accompagnato da un sulfureo messo d'eleganze e ad altissima voce che colpì l'acutissimo mio orecchio, questi vaticinò sul peplo di cui l'audente s'avvolgea. Tu dovrai, disse quello, avvolgere i lombi la tua toga, un diamante aggiungendo a quella schiera che la rinserva. È andato, cancelliere? Il giorno 13 gennaio mi trovavo sulla linea S. Stavo... Venga come cancelliere. Via. Mangia un biscottino, magari torno sugli zuccheri. Via che è quasi finita la giornata. Forse me lo stiamo io, no? Si riposi un secondo, vuole un po' d'acqua? Trevisan Antonio, signor Trevisan Antonio Trevisan. Buongiorno. Veramente? Voi mi invitate qui come ospite e non preparate neanche lo studio? Vuole un biscottino? Cominciamo male, sapete? Ma no! E dove viene? Sempre così. Ma per fortuna che ci penso io, perché altrimenti la gente ti invita e non ti permette di fare il tuo lavoro. Ma quello sto per me, a fare il corso. Per piacere, siamo in onda 10 minuti. Siamo in diretta da 10 minuti. Arancini, biscotti, arancini. Per piacere. Signor Trevisan, allora. Quale guardo? Quella? Qua. Ok. Signor Trevisan, senta. Chi ha detto che il romanzo è morto? Ma nessuno In questo nuovo e travolgente racconto, l'autore, di cui i lettori ricorderanno sicuramente la vincente e scarpe slacciate, fa rivivere con un asciutto, toccante realismo dei personaggi a tutto tono che si muovono in una vicenda di tesa drammaticità, sullo sfondo di lancinanti pulsioni collettive. Signor Trevisan! Stiamo però in diretta per voi, giusto per noi, lo speciale libro di ATG di telenovela. Signor Trevisan! Il nostro inviato Samsung, che intervisterà l'autore. A te Samsung! Per piacere, scusate, stiamo in diretta, ne va della mia immagine, va bene? Ma di che immagine? Immagine! Sì. L'immagine. Purtroppo dalla regia mi dicono che c'è qualche Samsung. problema tecnico. La trama ci parla di un eroe, allusivamente indicato come il passeggero, che una mattina si imbatte in un enigmatico personaggio,
a sua volta coinvolto in un duello mortale con uno sconosciuto. Nell'allucinante scena finale ritroviamo un misterioso personaggio James, che ascolta con una sorda attenzione i consigli di un ambiguo esterno. Una trama d'azione e di stranita atmosferico, una storia di terzo e spitato vigore, un libro che non vi lascerà dormire. Da Antonio Trevisan per voi questa sera. Arrivederci. Ma vi sembra questo il modo? Vi sembra questo il modo? Ma non so, ma voi mi invitate nel vostro studio? Ma che studio? Per piacere, io so quello che faccio. Questo è il mio lavoro, sono professionista. Ma che professionista? Ma andate a quel paese, andate. A cosa? Oh, mamma! Oh! Salve! Buongiorno, sono molto contento di essere presente più. Ciao! Finita? No, Neanche. ci sarebbe ancora Scosacchi, che ho 2 volte chiamato, e la signorina Bacchetta, Rosita Bacchetta. Vabbè, Rosita Bacchetta, signora o signorina, che venga. Buongiorno! Buongiorno. Alzatevi! Buongiorno! Buongiorno. Dovete alzarvi e salutare. E anche voi. Per favore. Buongiorno. 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 No, rifacciamo. Per favore. Buongiorno! Buongiorno, signora maestra. Grazie. Ciao maestra. Sedete. Dunque, Prendete foglio e penna e scrivete. Muovetevi! Per favore, non ho tempo da perdere. Dai, no. lei è chiamata per testimoniare. E voi siete chiamati per scrivere. Io scrivo, ma lei... Per favore. Allora, problema. Non problema. Problema. Problema? Ma quaderno arriva. Visto? Almeno non riporta il materiale. Vecchino. Alle 12:17, in un autobus, lungo 10 metri, virgola, largo 3, virgola, alto 3,5, no grazie, carico di 48 persone. Vi vedo. Un individuo umano di sesso maschile. Maestra, di quei dispetti! Volete una notte? Tutti e due. Potreste cantare dopo, grazie. 27 anni, virgola, 3 mesi e 8 giorni. Oh! Quello conviene a... Vabbè, A casa lo carico. Che indicheremo con X. Interpella un uomo che... E quella sedia? Per fare un giro. Adesso la prendo. No, in casa non si fanno queste cose. A casa. Io sono spia. Per piacere, dai.
Anche grazie. Che indicheremo con Y a mezzo parole 14. Punto. 118 minuti più tardi si trova a 10 metri dalla stazione. Brenda! Devo finire il problema. Dopo. Con un amico di 28 anni che indicheremo con Z. Quanti giorni? 28 e basta. Era il suo compleanno, sì. Auguri! Grazie. Che indicheremo con Z, appunto. A capo. Calcola la curva che nella stazione permette... Ho quasi finito. Ma dove la curva? Casa. Ad X e Y di incontrare Z. Bene, domani voglio il compito fatto. Arrivederci. 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 mia maestra. Arrivederci. No, ma lo facciamo a casa. Chiamiamo Sì, a casa lo fate. Grazie. Quello lo fai a tua sorella? Poi c'è batterina di questo? Comunque lo andiamo all'archivista. Piano. È un archivista che so che ci aiuta. Bene, adesso mi sembra che la giornata... Dura, Sì, perché Cosacchi non si è presentato, penso che... Vabbè, tiriamo un attimo le somme. Vai, sì, penso Allora, che... qualcosa è ho venuto fumato qualcosa è venuto fuori, le disposizioni saranno approvate. Che giornata. Meno male che c'era il pianone che ci ha portato i biscotti. Gli arancini, voglio. Ma dopo con l'archivista lì. Sì, ma mi sa che facciamo un po' di più buio perché sennò qua... Bene. Oh! La luce! La luce! Luce! Giuliano gli arancini, No, fermo lì! non trovo la pila, ecco quella pila. Ah, ecco. Senta, vado un attimino, Di nuovo! Spiriti, meditore di frutturatura. Spiriti. Aspetti. Edoardo Cosacchi. Mi chiami per nome. Edoardo. Splendidi. Splendidi, che bello! Splendidi! È venuto per deporre. Sono qui per portare la verità su un misfatto che ha coinvolto molti testimoni. Dentro un autobus. Lo chieda agli spiriti. Prego, secca. Sì, eccomi. Venga qua, accanto a me. Anche lei? Io? Sì, anche lei. La prego, si secca. Ma no, qui accanto a me. Qui, prego. Mi dica, signor... Dica giudice. Filippo. Sì. Filippo? Si chiama Filippo, sì. C'è scritto anche lì fuori. Mi dica, signor Filippo, lei crede negli spiriti? Ma
No. No? E se le dicessi che potrei richiamare qualche vecchio fantasma, lei che ricorderebbe? E che ne so, mi chiami mai buongiorno, mi chiami. 2015 quante robe. Di tante persone che ci hanno lasciato. Quest'uomo sì, quanto era amato. Ma buongiorno, io invoco il tuo ritorno. Allegria, pronto, amici ascoltatori. Chi è? Quanti? Signor Mike? Sì, chi è? Sono il giudice in Palomeni. Ah, lei è il becco, eh? Come becco? Ma come conosce? Da quassù si vede un po' tutto, eh? Ma scusi, ma... Vabbè, lasciamo perdere. Sì, non sì, so. va bene, contento lei, contento lei. Non so, per sapere che... Capricorno. Toro. Io sarei pesci, veramente. Va bene, sì, sì. Vabbè. Io ho usufruito, un po'. Di cosa? Andiamo avanti, per piacere. Come ha fatto prima quel ragazzo del postino lì? Facciamo delle domande per capire che... Delle domande, allegria, amici ascoltatori. Bene, allora le domande. E allora ecco qua che mi viene consegnata la busta, Bene, e allora la Ma i domanda. bianchi! Sceglie la 1, la 2 o la 3? La 3. È la numero 3. Allora, vediamo un po', apriamo la busta. E allora vediamo. Che tipo di collo aveva? Il tipo sulla linea S. 1. Lungo. 2. Corto. O 3. Non l'aveva. A 1. È la risposta esatta, amici ascoltatori. Allegria, complimenti, un applauso, però ci sta, Grazie, ormai. Ormai. Siamo di nuovo qui. Dica, signor giudice, ora lei crede negli spiriti? Guardi di là, va. No. Non credo agli spiriti, dai. È stata una coincidenza, una voce così, per quello che faceva uno scherzo. E se io le dicessi che sarei capace di chiamare anche voci, passate alla storia senza sapere chi era pronunciato? Allora, se è così, guarda, vedo subito la voce esatta. Sì. Non mi guarda, era la voce che accompagnava i filmati dell'Istituto Luce. L'Istituto Luce? Sì, sono cose... Lei non era nemmeno nato. Ma certo, lo ricordo bene. Grande era la voce che annunciava il duce. Orsù, richiamo la voce dell'Istituto Luce. La solenne celebrazione romana per la fondazione di Vittoria, alla presenza di Sua Eccellenza il Duce del Fascismo, fondatore dell'impero, che rivolge alla massa esultante le sue auguste parole. Credeti, uomini e donne dell'impero d'Italia e del Regno di Albania, nonostante le plutodemocrazie abbiamo vinto! Con questi irripetibili motti la folla prorompe nel gaudere al duce che spinge la patria verso più nuovi e gaudenti destini. E rieccoci. Allora mi dica. Ma Cacciglieri, cosa ha fatto lei? Come? Ma come cosa? Era d'accordo con lui? Ma di cosa? Cosa appena detto, non si ricorda? No. Mi dica, signor giudice. Ora crede? No, No. non credo in niente io, ecco, non credo. Non crede negli
credo in niente. Non credi in me, non credi in me. No, Non non credi credi in e me. basta. Non credi. No, non credo, va bene? E se io le dicessi che potrei chiamare perfino... Ma io non credo, va bene? Ma chi chiama? Non credo, punto e basta. Spiriti! Ah, sì, spiriti, lasciate largo a colui che è onnipotente, a colui che è onnisciente. Io, con piena energia nel cuore, invoco il Signore. Gribio, chi è pronto? Hanno partecipato a questo spettacolo Luigina Bonetti, Simonetta Giramotti, Grazia Figli, Rossella del Figaro, Maria Zorat, Benedetta Quattrocchi, Stefano Zampara, il Postino e Giulio Gerin e Dotteres, Valentina Weiss, Barbara Barbareschi e Maria Tombo, Sara Savagna, Aurora Boreale e Rosita Bacchetta, Roberto Franzot, Ugo Toldoni e Splendini, Davide Zampabro, Vincenzo Battilini, Loris Camato, Valenza e Francesco Paro, Giuseppe Pericoloso, Stefano Mulla, cancelliere. No, perché c'è un motivo per cui non ha detto una parola, Forse. Vi ringraziamo per essere stati qui questa sera, spero vi siete divertiti, spero avete capito il loro lavoro e ancora un applauso. Che mi hanno sopportato, un ringraziamento a tutti i genitori che hanno sopportato i nostri orari, ad Adriano che è sempre disponibile, a tutta la compagnia che è presente o assente, purtroppo alcuni, con i quali abbiamo fatto queste 3 serate. È stato un esperimento, è stato un grande lavoro
3 spettacoli in 3 settimane è un po' da matti, mi hanno detto, ma se sono nato io, loro non sono da meno. Spero semplicemente vi siete divertiti e alla prossima. Grazie e alla prossima.